problema è che queste cose non si risolvono in un giorno. Il problema vero, ragazzo mio, sono quelli come te. È la disinformazione che c'è. Siete voi che volete fare gli influencer. Il parum. Oggi sei lo sciopero, che sei? Lo sciopero, oggi inizia ufficialmente lo sciopero. Dov'è l'ufficiale? Quale sciopero inizia ufficialmente? Patrick il camionista, che a vederti sei pure simpatico. No, caro autista di vecchia data con il rimorchio dell'Apple. O forse ti dovrei chiamare Trudy. Pensando di aver cancellato il video, credi di averla fatta franca? Io registro tutto, ricordatelo, stai attento. E comunque il problema non sono io, sei tu e il tuo modo che hai di esporti. Perché una persona nuova che guarda i tuoi video vede un autista che, invece di portare i video sul lavoro del camionista, passa il tempo ad attaccare gli altri colleghi. E questa non è informazione, è fare scena. E perché lo fai? Per farti pubblicità, attaccando chi magari ha più seguito di te. Cos'è, invidia per caso? E poi c'è una cosa ancora più grave secondo me, quando fai vedere che guidi senza utilizzare la cintura. Perché lì non stai più parlando ma stai dando un esempio e i ragazzi giovani che ti guardano quell'esempio se lo portano dietro. Sul mio video, se vuoi criticarlo, fallo vedere tutto, no a pezzi, perché tagliare quello che ti fa comodo, quello sì che è disinformazione. Il tuo nome non lo faccio, ma tu il mio sì che l'hai fatto invece. E mi accusi di falsa informazione quando io semplicemente sto parlando di quello che sta accadendo questi giorni. Poi uno può essere d'accordo oppure no, non è un problema. Io continuerò a guidare e tranquillo a cambiare anche le gomme. E oltre a quello so fare qualcos'altro, cosa che tu non so se riesci ancora a fare. E un'ultima cosa, mettiti la cintura che fai bella figura. Il tuo giravolante di fiducia ti saluta, un bacione.